Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Alessandro, Buongiorno. buongiorno. Ultimo giorno del WW Film F per quanto riguardano gli incontri, ma anche Ricordiamo che questo sabato c'è l'ultimo incontro, che non è proprio un incontro, perché è la votazione finale, dato che oggi chiudono le votazioni. Ricordiamo, oggi, giovedì, chiudono le votazioni, quindi chi si è dimenticato di votare per le scuole e i privati, voti oggi, che da domani non è più possibile. E questo sabato ci sarà appunto l'evento di premiazione. per cui sapremo chi vincerà ovviamente il festival. Ricordiamo anche a tutti i ragazzi che entro oggi i ragazzi che fanno il percorso FSL, ex PCTO, ex alternanza lavoro, devono caricare i prodotti che hanno realizzato. È importante perché poi appunto durante l'evento di premiazione di sabato ci saranno delle grandi sorprese. Ok. Oggi incontro con chi? Una Oh, grande costumista. la migliore che abbiamo in Italia, quindi anche, non solo in Italia, ma anche all'estero, ma anche oltre l'universo, come diciamo noi, visto che abbiamo dedicato quest'anno. Non si sente nulla. Come non si sente nulla? Non devo urlare, mi dicono dalla regia. Troppo carichi oggi. Ok, siamo troppo carichi, siamo Vicini alla molto, fine, quindi siamo ultime qua che, energie. sì, no, ma poi insomma non vediamo l'ora di vedere chi vincerà e non vediamo l'ora appunto di vedere anche chi sceglierà la giuria di qualità come film primo in assoluto tra i 12 film in concorso. Come dicevamo, in questo grande universo dedicato a Margherita Hack, siamo molto molto felici di avere con noi questa grande costumista che è Ilaria. Marmugi. Buongiorno Ilaria! Buongiorno. Buongiorno, che presentazione meravigliosa, grazie. Anche Oh. troppo. No. No, anche troppo no, nel senso che noi abbiamo avuto il piacere di conoscerci, insomma, tutti, di collaborare in piccolo, non nel nostro caso, ma in grande per te. E tu sei veramente una grande costumista, una grande super advisor costumista, e diciamo una parte fondamentale, ne abbiamo parlato anche in questo periodo del festival, nella fase proprio di produzione e realizzazione di un film. Ma ti chiedo, qual è stato il tuo percorso, Ilaria? Allora, il mio percorso è stato un po' peculiare come tutti i percorsi fatti a mano, diciamo. Io preferisco chiamarli così. Non è stato decisamente accademico inteso in senso classico, quindi non ho fatto scuole specializzate o particolarmente specializzate per fare questo lavoro. Mi sono iscritta ho fatto il liceo classico, mi sono iscritta a Dance Cinema, all'epoca c'era solo la sede di Bologna, quindi mi sono trasferita lì. Poi ho avuto l'opportunità di fare un concorso per i primi corsi annuali che la Comunità Europea bandiva e mi sono trasferita a Roma e ho seguito questo corso di produzione del costume per il cinema e il teatro. Ed è durato 1 anno e diciamo che lì è nato un po' l'interesse reale perché, fino ad allora il mio sogno vago era quello di fare regia. E poi niente, in realtà non mi sono mai laureata perché ho iniziato a lavorare. Una volta a Roma ho iniziato a entrare in contatto col mondo del cinema, che è un mestiere estremamente basato sui contatti umani, personali, ti direi in Italia, ma vedo anche all'estero comunque è abbastanza così. Non c'è uno schema prestabilito per accedere a questo ambito di lavoro, però diciamo che i contatti personali sono molto importanti. E quindi da lì ho iniziato a lavorare, e ho lasciato da parte gli studi per dedicarmi proprio al mestiere e via via
ricoprendo tutti i ruoli dal più basso, sono arrivata piano piano, a mano, a fare quello che sono fiera di fare oggi, insomma, ecco. Ecco, quanta passione è nata in realtà, cioè tu avevi già la passione per ovviamente il cinema e quindi avendo fatto il DAMS hai fatto un percorso anche di studio di tipo teorico, ma quanto la passione ti ha mosso poi e quanto la passione continua a essere presente in un lavoro che comunque è un lavoro che ti porta via da casa, ti porta via da diciamo, i tuoi interessi anche personali nel territorio dove vivi e noi lo diciamo, insomma, siamo orgogliosi di averti qua nella regione del Veneto, anche se sei toscana. Sì, lo sentirete, non sono esattamente veneta, insomma, però sono adottata dal Veneto molto felicemente. Sì, no, la passione è fondamentale perché altrimenti non si riesce a probabilmente sacrificare tanta parte della vita personale per qualcosa. Credo che sia il motore fondamentale. Per quanto riguarda me, negli anni, perché questo è un lavoro estremamente sfaccettato, all'interno di ogni reparto ognuno può trovare la sua dimensione, si pensa sempre che il costumista, lo scenografo, il regista siano i ruoli a cui ambire perché sono i più esposti, diciamo i più famosi, quelli più sotto i riflettori, ma all'interno di questo mestiere ci sono tantissime specializzazioni che possono essere approfondite in un modo estremamente interessante e valido e che possono realizzarti in modo veramente importante. Io quello che ho trovato all'interno di questo settore e la mia incursione come costumista nel cinema è estremamente come dire, fatta col contagocce, cioè proprio io scelgo di ricoprire quel ruolo pochissimo, non perché non lo voglia fare, ma perché trovo, che sia molto difficile trovare delle scritture e dei registi, veramente validi su cui valga la pena investire con quel titolo. Per quanto riguarda invece la supervisione del reparto costumi, è il ruolo che mi ha fatto sentire a casa all'interno di questo settore per la prima volta, dopo aver ricoperto tutto quello che può riguardare il reparto costumi, tranne la sartoria perché non sono mai stata una sarta di cinema, però sono stata una trainee, sono stata un'assistente, sono stata un aiuto, sono stata una buyer, quindi ecco, ehm, nella supervisione, ho trovato il mio fazzoletto di mondo sereno e penso che sia un mestiere estremamente gratificante e interessante. Ti mette in contatto con tutti i reparti che, cercano di unire le forze per raggiungere un risultato, hai una dimensione estremamente realistica di quello che, ehm, è il fabbisogno, di quello che devi portare avanti, di come portarlo avanti e essendo una persona estremamente concreta, anche sognatrice, però essendo una persona estremamente concreta per me è un elemento molto importante, che spesso nel reparto costumi, diciamo, non siamo proprio famosi per la concretezza e la siamo un po' più sognatori, un po' più visionari. Però ecco, unire queste 2 Alessa dimensioni per me è importante nel lavoro. Rimane il sogno, ma anche la realtà. Beh, direi che posso andare anche io con le domande. Dato che non è tanto un ambito di cui io ne conosco tutti i dettagli, quello del costumismo, di tutto quest'ambito del cinema, spesso viene anche un po' tralasciato negli indirizzi specifici come quello del multimediale o di grafica, così. Un po' più di informazioni, se puoi dare ad esempio, cosa consiglieresti a una persona, un ragazzo o ragazza che vuole appunto cimentarsi? Perché hai detto hai fatto un po' fai da te.
ovvero era più, hai comunque studiato ad AMS, ma hai fatto anche uno studio da parte tua che poi ti ha portato anche a questo. Qual è il tuo consiglio per chi vuole intraprendere questa strada? Sicuramente, diciamo non sconsiglio di approfondire la parte teorica, quindi di informarsi sui corsi universitari o professionalizzanti, se uno è interessato a una professione specifica, come può essere appunto la sartoria o, la lavorazione di vari materiali. Ehm, e approfondire, il mio consiglio è comunque in ogni caso non semplificare. Cioè noi siamo abituati a avere soluzioni, siamo bombardati da soluzioni semplici per risolvere i problemi, e sicuramente invece non dobbiamo trascurare il fatto che siamo circondati da un ambiente complesso, e il mondo del lavoro e il cinema non fa eccezione in questo, anzi. E quindi approfondire in generale e, prendere anche da altre dimensioni che possono essere la storia, la filosofia, la storia dell'arte, un'ispirazione per trovare un proprio indirizzo è molto importante, e secondo me rimane molto importante fare. Fare, quindi cercare di mettersi in mezzo alle situazioni in cui c'è la possibilità, pur sbagliando, naturalmente sbagliando, di mettersi alla prova fisicamente, anche a livello di stress, insomma, voglio dire, di performance, cercare di farsi coinvolgere, di trovare le situazioni in cui ci si può, sperimentare anche fisicamente e mentalmente con qualcosa di reale, di concreto, che può essere un cortometraggio, può essere uno spettacolo teatrale, qualsiasi, un contenuto multimediale, qualsiasi cosa, che però, al pari dell'approfondimento, uhm, dello studio, si metta in parallelo, perché è molto importante avere un contatto con la realtà, cioè come sono realmente le cose. Io ricordo che uno dei miei grandi limiti all'inizio, che mi ha fatto diciamo non perdere, però così, sentire di non essere nel posto corretto per me, è stato sognare, per tanto tempo come fosse essere un regista o una regista, o, per tanto tempo come fosse lavorare in questo ambiente. Invece farlo ti restituisce una dimensione estremamente bella, interessante, ma molto lontana da quella che è nella mente, ecco. Quindi il mio consiglio è di approfondire e fare allo stesso tempo. Io ti faccio invece una domanda proprio specifica. In realtà noi appunto diciamo costumista, ma il costumista è un termine che può comprendere tante sfaccettature, tante cose. Ma esattamente il supervisore dei costumi, quello che è il tuo ruolo, Sì. cosa fa e com'è accanto ovviamente a quelle figure che sono lo sceneggiatore, il regista e lo scenografo, eccetera. Qual è la decisione che si prende insieme per far sì che quel tipo di prodotto realizzato, e quindi quel film, quel cortometraggio, poi ti chiederò se hai fatto anche delle pubblicità, quel tipo di prodotto venga poi realizzato in modo, diciamo, organico. Allora, diciamo così, che noi veniamo coinvolti fino dal primissimo momento. Riceviamo la sceneggiatura e facciamo quello che, nel nostro lavoro si chiama spoglio della sceneggiatura, quindi tiriamo fuori tutto quello che è il fabbisogno, nel mio caso, il fabbisogno costumi, che non è soltanto, il guardaroba di, Giulio,
che da scena a scena avrà un vestito e da scena a scena ne avrà un altro, ma è anche quanta di questa roba abbiamo bisogno. Ci servono dei multipli di queste cose perché magari cade in acqua e dobbiamo ripetere la scena. Dove acquistiamo queste cose o le facciamo? Dove mettiamo il reparto? Che spazio abbiamo? Quanto materiale di supporto, inteso come stand, grucce, tavoli da ufficio, macchine da cucire, tavoli da sartoria ci servono? Per quanto tempo? Quindi quello che faccio io quando ricevo una sceneggiatura è sostanzialmente tradurre in denaro, in richiesta di denaro, quello che è il fabbisogno del reparto per quel progetto. E questo coinvolge non soltanto i costumi, ma anche tutto il materiale di sartoria, la merceria, i tessuti, e chiaramente tutto quanto il personale di reparto. Quindi sostanzialmente traduco in schema quello che è uno scritto. Ovviamente tu durante tutta la fase di produzione devi supervisionare tutto, quindi la tua presenza diventa fondamentale. Ecco, l'importanza di avere, diciamo, un capo, nel caso dei invece sarti piuttosto che di altre figure. Quanto è importante per loro avere un rapporto con te continuativo durante proprio il processo di realizzazione? È estremamente importante e aggiungo anche per me con loro, nel senso che per quanto riguarda me, nei loro confronti è estremamente importante mantenere non solo il programma di lavoro che ci siamo prefissati, che abbiamo condiviso e che abbiamo anche messo insieme di concerto, per agguantare una fattibilità effettiva nei tempi, nei modi e nei costi. È una cosa che si fa in più persone, non la partorisco io solo dal mio cervello. Io ho estremamente bisogno della loro professionalità, del loro sapere, perché sono loro che mi traducono mi rendono fattibile qualcosa che nel momento in cui ne parliamo non esiste ancora e deve essere messo insieme attraverso tanti fattori. Quindi è estremamente importante. E poi una cosa che secondo me non è mai da dimenticare, questo è un lavoro in cui siamo a strettissimo contatto per molte ore al giorno, per tanti giorni, per tante settimane, a volte per tanti mesi, e avere la sensibilità di cogliere il polso anche dell'umore, delle situazioni umane che inevitabilmente vengono coinvolte nella giornata lavorativa, secondo me è importante, ecco, non scordarsi che siamo umani e che abbiamo dei giorni possiamo avere dei problemi, assegnargli il giusto peso, il giusto valore, ecco. Quindi è estremamente importante avere un rapporto, una relazione costante, biunivoca tra me e tutti i collaboratori che fanno parte del reparto. È uno schema estremamente piramidale, ma è necessario che sia così. Poi sai, cioè usiamo questa parola abusata, ma insomma ogni leader o persona che sta a capo di una squadra di lavoro fa la sua, come dire, si espone a modo suo, quindi con schema piramidale non intendo una dimensione fascista in cui non si possono dire o fare che qualcuno non voglia, ecco, è uno schema piramidale che ti permette di procedere in modo organico.
ognuno ha il suo ruolo, ma si rimane chiaramente estremamente civili, ci piace scherzare, ci piace prenderci un momento anche di tranquillità nella giornata, perché sono giornate di lavoro molto intense. Ecco, a proposito, tu dicevi sì, di grandi rapporti che si creano appunto durante tutto un periodo di produzione. Tu sei appunto una grande costumista e qualcuno mi prenderà in giro perché io insomma i nostri amici del festival e ospiti sono sempre grandi persone, ma tu hai veramente lavorato con produzioni anche molto piccole, ma produzioni anche molto grandi. Noi la scorsa settimana abbiamo avuto il piacere di avere con noi due personaggi che fanno produzione sia in grandi produzioni che in piccole produzioni, ma l'impegno, ovviamente loro ci hanno detto, è sempre lo stesso. È logico che in un meccanismo più ampio il controllo deve essere diverso rispetto a quello più piccolo. Nel tuo caso, e qua lo diciamo, insomma, costumista anzi supervisore dei costumi di Conclave, è stato uno delle tue esperienze che ovviamente sono arrivate al di là dell'oceano, e sappiamo che siete stati proposti appunto per l'Oscar. Ecco, in quel caso che differenza c'è tra una grande produzione, che può essere quella, e non lo diciamo sempre, insomma, di opere americane, oppure una piccola produzione ovviamente più limitata e anche economicamente più esigua da un punto di vista economico, e come ti poni anche tu rispetto a questo tipo di esperienza così diversa e così diametralmente anche opposta sotto l'aspetto proprio economico. Guarda, se mi permetti faccio un parallelo fra due produzioni a cui ho preso parte, che una appunto è Conclave come supervisore e l'altra è Le città di pianura di Francesco Sossai, dove ho fatto entrambi i ruoli perché ero responsabile del budget costumi e costumista insieme a Guillaume Solerpou. Conclave era una grande produzione, ma diciamo che finita di essere stati nominati agli Oscar per i costumi. La costumista è Lisi Christil, una costumista tedesca meravigliosa con cui sto facendo anche questa avventura oggi in questo periodo. Di Clave, pur avendo avuto un riverbero, un successo enorme e importanti riconoscimenti, è stato un film con un medio budget, diciamo che ha tenuto testa in concorso con budget estremamente più ampi, però è stata anche un'esperienza molto formativa per me, perché era la prima volta che mi trovavo con quel tipo di cifre, con quel tipo di richiesta, e quindi diciamo così che chiudere il progetto, vederne il risultato, capire che è grande successo, un ottimo riscontro, estremamente gratificante. Però ecco, diciamo così, che nel momento in cui abbiamo avuto a che fare, e per a che fare intendo, abbiamo dovuto tingere, scegliere, decorare circa 17 chilometri di stoffa in 4 colori diversi per poi tagliarla e metterla addosso a quasi 400 persone. Quelli non sono momenti che si scordano perché diciamo la pressione che senti è quella che ti aiuta anche a far bene, però sicuramente se vogliamo fare un paragone fra produzioni grandi e piccole produzioni
Quello che sicuramente si alleggerisce è la pressione, che non è assente nelle piccole produzioni, però hai molto più un senso di collaborazione, di gruppo di lavoro, di squadra, perché siamo molti meno e tutti nella stessa barca sostanzialmente. Nelle grandi produzioni in qualche modo i rapporti ci sono comunque, sono anche molto importanti, però diciamo che in qualche modo si riesce sempre a trovare un modo, e questo purtroppo lo si trova sempre con questo argomento pruriginoso che è il denaro, però nelle grandi produzioni si riesce a trovare sempre un modo per raggiungere il risultato nella miglior maniera possibile. Quindi ecco, ti direi che la differenza fra una grande produzione e una piccola produzione è la pressione che si ha addosso nel raggiungere il risultato. Ecco, l'altra domanda è relativamente appunto all'impegno, in realtà, come dicevi prima, 17 chilometri di stoffe, la tintura, la ricerca anche di dove e come farla. Ecco, quello che proprio volevo chiederti è quanto metti della creatività nella scelta di questo tipo di decisione, no? Uno dice, bene, io devo fare una scena del 500, vado a recuperare quei vestiti che sono relativi a quell'epoca. Invece poi quanto studio c'è nella parte proprio della scelta di quel tipo di stoffa, di quel tipo di abito, di quel tipo di fattura che ci deve essere, che poi ovviamente fa la sarta piuttosto che quello che cuce Certo. fisicamente le cose. Certo. Allora, tempo permettendo, quindi produzione permettendo, disponibilità permettendo, è un tempo diciamo medio-lungo, è un tempo importante che si dedica alla scelta dei materiali in primis, poi alla decisione dei modelli, e una volta che i materiali sono stati lavorati in sartoria, alla manipolazione e alla decorazione. Si parla mediamente per un film, diciamo una medio-grande produzione, di circa 12 settimane di lavorazione. Di preparazione intendo. Quindi 12 settimane in cui si inizia in pochi, si scelgono i materiali, si stabiliscono i modelli da realizzare o quelli da recuperare e poi modificare, quindi da recuperare già realizzati e poi modificare a seconda delle esigenze, e c'è tutto un periodo iniziale che si chiama show and tell, in cui si presenta una serie di tavole che sono i mood board, che sono le tavole di ricerca che il costumista, il decoratore, il gioielliere anche, inseriamo anche questa categoria, Giusto? producono per cercare di rendere sempre più reale al regista l'idea che lui ha in mente. Al regista e alla produzione, perché poi chiaramente sono coinvolte anche altre figure in questo segmento di preparazione, che è molto importante, perché poi una volta che lo show and tell è condiviso e viene data la luce verde al semaforo per procedere, si va dritti come treni e si inizia a fare in modo massivo, ecco. Quindi è tutta questa fase che coinvolge principalmente la parte creativa, e la fase successiva poi, per quanto riguarda i decoratori, i gioiellieri, coinvolge tutta la meravigliosa, incredibile capacità artigianale che ci circonda ogni giorno, e di questo insomma possiamo essere solo che grati, perché è veramente una dimensione estremamente interessante.
Abbiamo a che fare con fornitori di qualsiasi tipo, che hanno specializzazioni di qualsiasi tipo, chi lavora la pelle, chi fa le scarpe, chi tinge i tessuti, chi li decora, chi produce minuteria per decorare gli abiti, qualsiasi tipo di accessorio, insomma sono expertise estremamente interessanti da approfondire e con cui avere a che fare. Domanda un po' più personale, dato che appunto ci hai un po' spiegato tutti i procedimenti che ci sono, tutti gli ambiti tecnici appunto del settore. Prima ti avevo anche chiesto di Conclave, che è uno di quelli appunto dei progetti in cui tu hai preso parte e che ha avuto più successo, ma qual è il progetto in cui tu hai fatto parte che ci sei più affezionata? Allora, ce ne sono 2. Uno è molto, lontano nel tempo e uno è molto recente. Ehm, Uno è, la serie di romanzo criminale, a cui ho preso parte quasi all'inizio del mio percorso lavorativo, perché seguivo sul set tutti e 14 quegli scalmanati di grandi attori, che poi sono diventati grandi attori, Vinicio Marchioni, Alessandro Roia, ehm, e tanti altri. E mi è rimasta nel cuore. Mi ha segnato profondamente, ma mi è anche rimasta estremamente nel cuore e trovo che sia, per, diciamo così, la produzione di serie italiana, un ottimo prodotto comunque. Ancora, è invecchiato bene comunque, ancora nel tempo resiste qualitativamente parlando. E l'altro, è stato Le città di pianura. È stata un'esperienza meravigliosa, che abbiamo fatto in Veneto, insieme a questo regista meraviglioso che da un certo punto di vista, che io ho conosciuto anni fa, di cui mi sono immediatamente innamorata perché è una persona folgorante, e da un certo punto di vista mi dispiace che adesso se ne siano accorti tutti perché non è più così, come dire, esclusiva la cosa, però diciamo che Francesco Sostai è un personaggio di cui dobbiamo, secondo me, a cui dobbiamo fare tenere alta l'attenzione perché ha un mondo fantastico da raccontare e il modo in cui lo fa è estremamente unico e particolare rispetto alla media che si può trovare sia in Italia, ma mi sbilancio a dire proprio in Europa in generale. Io invece ti faccio questa domanda perché è una domanda che spesso qua con il team del festival insomma viene posta, è una discussione che continuiamo a fare anche con alcuni ragazzi, no? Tante volte si dice e entriamo più sull'aspetto così un po' più teorico, il cinema italiano spesso e volentieri è molto più debole del cinema che proviene da altri paesi. Tu ritieni che sia così e se è così il perché e se non è così cosa si potrebbe far capire ai ragazzi per fruire di cinema italiano? Allora, Una domanda politica un po'. politica, esattamente. Allora io trovo che, non sia così, cioè il cinema italiano non è debole, perché non ci sono buone storie o non ci sono buoni film o non ci sono buoni registi. Il cinema italiano è debole perché, il sistema con cui in Italia vengono realizzati i film rende debole il cinema italiano. Quello che, se posso, consiglio ai ragazzi è di andare indietro nel tempo. Andare indietro nel tempo e guardarsi film degli anni '50, degli anni '60, degli anni '70, dove, esistevano ancora i produttori, gente che, sapeva fare il suo mestiere, rischiava dei soldi per investirli in un progetto del quale non sapeva se avrebbe ricevuto
successo, un rientro economico, ma quella dimensione in cui qualcuno con una disponibilità economica, quella dimensione da mecenate, diciamo, in qualche modo, di qualcuno con disponibilità economica che investiva in una storia, in un regista, in una troupe e portava avanti un mestiere fatto in un certo modo. Oggi purtroppo non è più così e chiunque voglia approcciarsi al cinema in modo indipendente ha moltissime difficoltà nel recuperare i fondi necessari per portare avanti il progetto. Quindi il mio consiglio è di andare indietro nel tempo, trovare registi meravigliosi che hanno reso grande il cinema italiano, sono notissimi alcuni, e anche spulciare quelli più nascosti, vale sempre la pena. Spaziare fra i generi che in Italia hanno sempre avuto un grande approfondimento fino, diciamo così, alla fine degli anni '80, la commedia, il dramma, il western, c'era un saltellio, una varietà proprio di offerta estremamente grande, cosa che oggi inevitabilmente con questo sistema di finanziamento pubblico si è appiattita estremamente. E poi far suonare sempre una campanellina nella testa quando si sente appunto la parola indipendente, perché c'è un grande impegno, un grande sforzo per diciamo che si è rinnovato in questi ultimi anni un grande sforzo per produrre in modo indipendente i propri lavori, o lavori che vale la pena di portare avanti, e quindi quando si sente la parola indipendente, tendenzialmente può essere una cosa interessante. Poi è fa parte del gusto di ognuno, della ricerca di ognuno, non è sinonimo necessario di qualità, però è sicuramente qualcosa che vale la pena di prendere in considerazione. Questo non per essere la voler fare per forza la bastian contraria del sistema, però diciamo che l'indotto negli ultimi anni con questo sistema di finanziamento pubblico è stato estremamente impoverito e versiamo in una condizione estremamente disagevole sia dal punto di vista professionale, economico, di investimento da parte di grandi presenze estere che hanno sempre fatto parte dell'indotto italiano e l'hanno sempre supportato e sono diventate necessarie. Per cui ecco, io spero in un cinema italiano che non sia solo remake, che non sia solo le stesse 5 facce per tutto l'anno, che investa nei giovani, investa nelle professionalità, si renda conto che è un settore che crea ricchezza per moltissimi anche altri settori e quindi vale la pena che venga incrementato, e dove si può trovare spazio di azione, insomma, che si renda possibile a tutti quelli che hanno un valore e un desiderio di esprimersi, ecco. Mi auguro che il sistema si sblocchi, perché al momento è in una situazione estremamente difficile. E anche noi come maestranza, insomma, cerchiamo di muoverci per contrastarla, però ecco non è semplice. Allora abbiamo una domanda in sala, In studio, giusto? sì. Sì, in studio. Riuscite a sentire? No. No. Allora, chiedeva quanto incide il budget del reparto costumi rispetto appunto a una produzione cinematografica totale. Totale. Tendenzialmente siamo intorno al 5%.
Quindi vuol dire orientativamente, ora per darvi un riferimento, che su un film da 35 milioni siamo intorno ai 2 milioni scarsi. 1.700.000 euro più o meno, per darvi un ordine di Un ordine di grandezza. ah, E invece, ecco, io ti chiedo anche, insomma, noi abbiamo avuto l'onore di averti come costumista per un piccolo prodotto piccolissimo. cinematografico che faremo vedere, in cui Alessandro era appunto diciamo, il personaggio principale, e insomma che i ragazzi vedranno sicuramente durante la nostra premiazione. Ovviamente la nostra è una piccola produzione, ma in quel caso noi ci siamo resi conto appunto di quanto lavoro anche nella parte costumi, che è quella che realmente è stata fatta quasi per prima. Abbiamo dovuto, insomma, capire come fare. Ovviamente noi ci siamo affidati a te totalmente, e però la grande discussione è stata anche con chi era con noi, quindi c'era Nevio De Conti, c'era Dennis Fattorell, e tutti noi. Quando voi avete detto, e questo mi ha molto colpita, conviene mettere una camicia di un colore piuttosto che di un'altra. Questa scelta, una camicia rispetto a un'altra, è stata significativa per la realizzazione, perché ci deve essere questa attenzione da parte di tutti rispetto alla scelta dei colori, ad esempio, di un prodotto che poi viene realizzato. È molto importante perché noi utilizziamo degli strumenti estremamente sensibili da una parte e che quindi hanno un'estrema sensibilità alla luce, e qualsiasi oggetto rifrange la luce in un modo specifico. Non ultimo, creiamo un quadro, diciamo così, l'idea del fotogramma in sé la teniamo come quadro mentale. Nella mia testa è un'immagine ferma e questo mi aiuta a comporla nel miglior modo possibile, no? Dal punto di vista cromatico, cercando di andare incontro a quelle che sono le esigenze della macchina da presa, dell'operatore, del direttore della fotografia. Quando si lavora in uno spazio al chiuso, c'è una dimensione più artificiale della luce e da un certo punto di vista, diciamo così, è più semplice, fra virgolette, trovare un equilibrio. Quando si lavora con luce naturale o comunque all'esterno, bisogna fare estremamente attenzione a quello che si sceglie di accostare. Anche per quello avevamo, in questa piccola esperienza che abbiamo fatto insieme, più di un'opzione, perché rischiare di arrivare e come dicevano in Boris, smarmellare tutto è proprio questione di un attimo. Per cui no, ci sono sicuramente dei colori che aiutano, dei colori difficili da utilizzare, ma che possono essere una scelta, però tutto comprende un pensiero anteriore, quindi una riflessione. Quindi ecco, e anche quello è molto interessante, cioè cercare di comporre un personaggio attraverso anche una riflessione cromatica e di contesto, perché non ci siamo solo noi con i vestiti, ma c'è anche la scenografia, quindi ci sono i fondali, ci sono le location, quindi ecco, è un lavoro di concerto per arrivare a generare il quadro che poi viene visto da tutti. C'è un'altra domanda qua in studio? Volevo chiederle come trasformi concetti astratti, ad esempio come il potere, la fragilità, la follia, in elementi tangibili come tessuti, forme e colori. Non è semplice, però è un viaggio di ricerca estremamente interessante.
Una risorsa infinita, io vengo dalla Toscana e trovo, una risorsa infinita nei quadri rinascimentali. Molto prima di noi persone estremamente capaci hanno avuto a che fare con questo tipo di traduzione, perché si tratta di una traduzione. E è estremamente interessante quando ci si sente in difficoltà, piccoli, di fronte a una richiesta che ci viene fatta così difficile da affrontare. È estremamente interessante andare a cercare chi prima di noi si è trovato a confrontarsi con questo genere di richiesta e come l'ha risolta. E io trovo sempre enorme ispirazione nella pittura, secondo me è una risorsa infinita. Uhm, non vi nascondo che, per me copiare, è stato un passaggio fondamentale, per raggiungere un mio modo di tradurre, le cose, di proporre le cose e, anche togliere rispetto al mettere, è stato un passaggio importante del mio percorso. Ho sempre avuto un horror vacui e quindi ho sempre riempito tutto come un albero di Natale, fino ad arrivare a capire che, la semplicità è la chiave fondamentale per arrivare al punto. Semplicità che non vuol dire, trascuratezza, che non vuol dire buttare la prima cosa che si trova addosso a qualcuno, ma, tenere sempre presente che chi vede il risultato, ehm, non ha, quello che abbiamo noi in testa, ecco. E quindi riuscire ad arrivare alle persone è la diciamo è la così il desiderio maggiore per quanto mi riguarda e credo per quanto riguardi un po' tutti quanti che sono coinvolti in questo processo. Allora, siamo ormai in chiusura. Sai che noi abbiamo l'ora scolastica, quindi Certo. tempo, ting, Tempi campanella. stretti. Ma l'ultima domanda che ti faccio, tu adesso starai via molto tempo, non ci puoi spoilerare, abbiamo scoperto che non puoi dirci niente, ma insomma No. sei in un paese al nord rispetto a noi e anche piuttosto non so se è freddo o meno, ma penso di sì. Però tu hai 2 gatti e te Sì. lo chiedo perché avendo dedicato a Margherita Hack questo appuntamento, una delle tante cose che dice Margherita Hack è proprio l'attenzione verso gli animali e in particolare questo amore che lei aveva per i gatti. Ma i tuoi gatti dove sono? Ci siamo chiesti tutti. I miei gatti sono al sicuro, i miei gatti che mi hanno seguito dalla Toscana al Veneto, quindi sono tantissimi anni, ormai sono quasi 14 anni, quindi insomma ne hanno viste tante, però no, sono estremamente al sicuro e in un luogo che conoscono, con una persona che conoscono molto bene, quindi la loro routine, nonostante la mia vita così vagabonda, la loro routine è preservata, è la cosa più importante. Ah, ultima domanda. Ultima domanda di rito ormai per ogni incontro che abbiamo fatto. Per te, quanto è importante il cinema e appunto la figura del cinema per l'educazione dei giovani e dei ragazzi? Guarda, nella mia vita è successa fin da praticamente subito una cosa estremamente particolare che mi ha legato al cinema. Mia madre, c'era l'usanza, non so se c'è ancora, ha messo un pezzo del mio cordone ombelicale, avvolto in una garza all'interno dell'enciclopedia del cinema sulla foto di Charlie Chaplin, vestito da Charlot. Quindi diciamo che il mio legame con il cinema è iniziato dal momento zero praticamente
e io trovo che sia un luogo meraviglioso dove perdersi e rimanere al sicuro, dove entrare in contatto con tantissime sensazioni e trovare tantissimi spunti per realizzarsi nella realtà. Non è soltanto un mestiere, può essere vissuto anche solo come puro intrattenimento. Ce lo dimentichiamo spesso che è importante anche semplicemente godersela, semplicemente concedersi 2 ore per aprire bene gli occhi e le orecchie e godersi lo spettacolo. Non c'è bisogno di capire dove hanno posizionato la macchina per fare quell'inquadratura o perché succede quella cosa, come hanno fatto a farla. Ci si può semplicemente godere lo spettacolo. Però è un luogo dove mi sono sempre sentita al sicuro, ecco, e che mi ha sempre estremamente stimolato. Quindi trovo che sia molto formativo, a tutte le età. Il primo film che mi ha folgorato è stato Le avventure del barone di Munchausen e lì non l'ho pensato perché non avevo la capacità cognitiva per farlo probabilmente, però è stato lì che è diventato il mio lavoro in qualche modo e avevo 8 anni. È vero, è vero. Ho dei ricordi anch'io su questo film, insomma, particolari. Noi ti ringraziamo Grazie a tanto, voi. Ilaria, per essere stata con noi. Ti abbiamo rubato questi mattinata perché poi l'orario per te è stato ancora più, insomma, mattutino. E ringraziamo i ragazzi del Liceo Pascali che sono stati con noi, a cui non abbiamo lasciato dire nulla, ma li salutiamo per l'ultima volta, a parte sabato che ci vedremo in diretta. Ilaria, ti ringraziamo non solo per questo, ma anche per il fatto che sei parte della giuria di qualità e che avrai il compito anche tu di dire questo mi è piaciuto di più, questo mi è piaciuto di meno. Grazie ancora davvero per quello che fai per noi, vero? Sì, Per quello che ha soprattutto fatto per te per me poi in soprattutto. particolare, perché Ehm, e grazie di Ale, essere stati con attore naso. Grazie. e ci vediamo non so quanto presto, tu sarai via per molto tempo, però insomma dai, ci vediamo, le vacanze di Natale forse te le permettono. Sì, sì, no, quello me lo permettono, lì mi lasciano tornare a casa, sì, sì, sì. Ci vediamo Va- presto. Grazie, Grazie. grazie ragazzi che vedo andare via, ci vediamo e ricordiamo nuovamente Questo ultimo incontro. questo ultimo incontro, no, Abbiamo l'evento di premiazione ovviamente questo sabato che è alle e, 11 e oggi si chiude tutto. Quindi pronti all'azione, anche per voi come giuria di qualità. Grazie Grazie. davvero, Buon lavoro. un bacio a tutti, Ciao. grazie. Ciao.